Buongiorno, è la signora Morali? Prego, si accomodi pure. Allora, lei è stata chiamata come teste e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a dire la verità deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. La ringrazio molto. Parlando nel microfono, la prego di alzare un attimo la voce se non sentiamo le sue risposte. Risponda alle domande che le faranno le parti, cominciando dalla difesa. Prego. Grazie Presidente. Avvocato Righi, difesa Minetti. Ecco, signora, lei conosce l'onorevole Berlusconi? Sì? Ci può dire in che occasione l'ha conosciuto? Allora, l'ho conosciuto prima, praticamente negli studi di Mediaset, dopo una puntata in cui stavo facendo Colorado, in cui lui è passato, e me l'ha presentato Maristel Polanco, che faceva con me quel... Si ricorda che anno fosse? Sì, abbiamo iniziato Colorado nel 2010, fine settembre, perciò era settembre-ottobre 2010. Questa è la prima volta in cui l'ho conosciuto. Sì. E poi? E poi l'ho visto appunto con Maristel una volta sola. Dopo ho avuto modo di frequentare l'abitazione di Arcore dell'onorevole Berlusconi? No, una sola volta. Una sola volta, ecco. Ci può raccontare, probabilmente era una cena, come si svolse la cena? Ma io non sapevo neanche dove stessi andando. Nel ci senso racconti tutto rivolgendosi però al tribunale. Nel senso che mi era stato fatto questo invito perché eravamo tutte a Colorado e Maristel ci disse stasera se volete vi porto a fare un aperitivo e vi faccio salutare il presidente. E siccome il mio capo comunque d'azienda, cioè, o meglio pensavo che l'azienda fosse sua, ero onorata di andare a mangiare comunque o di fare un aperitivo insieme a questa persona, essendo poi una delle persone più influenti in Italia o comunque conosciute. Certo. E niente, sono arrivata e è un posto molto elegante. Siete arrivati presso la residenza del... Sì, okay. sì. Vabbè. E siamo entrati, c'era un aperitivo con degli analcolici, un po' di formaggio, patatine, cose simili. E poi io mi ricordo che finito l'aperitivo ci siamo messi a cena, abbiamo mangiato, era una lunga tavolata e niente, abbiamo mangiato. Si ricorda più o meno che periodo fosse dell'anno? Era primavera, inverno, settembre, ottobre? Dopo ottobre sicuramente, da quello che ho capito. Era autunno perché comunque avevo già iniziato Colorado, perciò prima che finisse Colorado, è finito a dicembre mi sembra. Sì, ecco, durante la cena ci sono stati anche delle canzoni, dei balli e sì, tutto. Ecco, si può descrivere un po' quale fosse il clima? C'era un pianista che è molto bravo, non mi ricordo il nome, che intonava le canzoni e suonava e cantava, e poi il presidente iniziò a cantare, secondo me molto bravo, cioè ha iniziato a intrattenere tutti con le sue canzoni e forse ha raccontato 2 o 3 barzellette, però è andata avanti così tutta la cena, mentre c'era il pianista che suonava, noi mangiavamo e poi io ero in fondo comunque alla tavolata, perciò parlavo con le mie Durante la amiche. cena qualcuna delle ragazze ha ballato? Durante la cena sto No. dicendo. Si è alzata, per qualcuno si è alzata, ha fatto uno spogliarello? No, assolutamente no. Qualcuna ha fatto, si è avvicinata, ci sono stati dei toccamenti? No, assolutamente. Qualche Era una altro cena atto normalissima. con delle finalità sessuali? No, anche perché è una cena come se andassi a cena in un ristorante, solamente che era un'abitazione con un ampio tavolo,
come fosse casa mia, però era casa sua, perciò è più bella, è più grande e c'è più posto per le persone, tutto qua. Però è una cena normalissima, come se dovessi andare fuori a cena. Benissimo. Finita la cena, poi cosa è successo? Finita la cena, ma io sono tornata, perché quel giorno mi sembra che avessi una festa dopo in discoteca e sono rientrata e basta. Si ricorda come è rientrata? In macchina? Era andata con la sua macchina? No, siamo andate via, eravamo, oddio, io, Maristel e non lo so, c'era, mi sembra Ludovica se non sbaglio, qualcuna delle nostre amiche. Ludovica Leoni? Sì. Ecco. Ci può dire chi c'era quella sera, di ragazze che lei conosceva, magari? Non conoscevo nessuno, cioè conoscevo le mie compagne con cui ero andata lì, però non avevo mai visto nessuno. Neanche in televisione, cioè personaggi che lei conosceva perché erano... Ma io non guardavo molto la televisione, perciò non... Cioè magari c'era qualcuno di, tra virgolette, se fosse stato conosciuto come Belen l'avrei riconosciuta, ma se è qualche valletta di passato... Nicole Minetti? No, io non l'ho vista. Non la conosce o non c'è? No, l'ho conosciuta dopo tramite Maristel perché comunque erano amiche, però io non l'ho vista. Non l'ha vista quella sera. E quante ragazze c'erano quella sera più o meno? Ma non c'erano solo ragazze, c'erano anche cioè, altre persone, ma erano, non lo so. Magari se riesce a precisarci quante ragazze e quante altre persone che immagino siano. Non mi ricordo, uomini. erano tante persone, però si parla di 3 anni fa, io non mi ricordo Erano neanche. molte persone comunque. Sì, erano tante persone. E quando è entrata le hanno fatto lasciare il telefonino all'ingresso? No. È stata controllata? No. No. Ecco. La sua presenza a quella cena è stata in qualche modo retribuita? No. Non mi è mai successo di andare a cena ed essere pagata. Non so. Magari pago per andare a cena, però. Purtroppo sono domande che noi dobbiamo fare certo. in relazione a questo processo. Lei ha ricevuto denaro dall'onorevole Berlusconi? No, mai. Non ho altre domande, Presidente. Professore, domande? Buongiorno. E accendendo il microfono, grazie. Dicevo con calma e volevo chiedo scusa alcune cose. Ecco, signora, non ci interessano né i trenini né i balletti, ma valutare alcuni profili eventualmente penalmente rilevanti, il processo serve a questo. Io le domando innanzitutto, lei sa chi aveva portato alla serata le altre ospiti? Cioè lei ha detto che era stata invitata dalla sua collega, Sì. corretto? Sì, signora Maristel Polanco. E le altre signore presenti, lei sa da chi erano state invitate? No. Lei si è relazionata rispetto alle altre No. ospiti? Zitta, non ha detto una parola. No, io tendo a stare con le mie amiche, poi sono molto timida quando non conosco qualcuno e mi sento in soggezione, perciò non mi presento neanche, a meno che, al padrone di casa, però no. Senza un minimo di relazione, quindi con le altre ospiti della serata. Vabbè, ne prendo atto con un certo stupore. Le ricorda se c'era il dottor Rossella, Carlo Rossella, presidente di Medusa, personaggio noto? Non so chi sia. Signore con i capelli bianchi, non se lo ricorda. No. Non se lo ricorda. Senta, non ho mai visto. lei conosce Ludovica Leoni? Sì. La conosce? Ha fatto il programma con me. Esatto. E quella sera innanzitutto l'ha detta la data? No. L'ha collocata in un periodo successivo, antecedente alla fine di Colorado, dicembre, tra ottobre e dicembre, da quello che ho capito. Ecco, lei non si ricorda se è stata a casa dell'onorevole Berlusconi il 19 settembre del 2010? No, ma non penso, perché comunque Colorado è iniziato in quei giorni e non era all'inizio, era dopo qualche puntata. Quindi tenderebbe ad escluderlo? Sì. Cioè tendenzialmente lei questa cosa la esclude, perché lei si chiama Elena Morali e dagli accertamenti fatti da questo ufficio, cioè la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, risulta che lei il 19 settembre abbia partecipato a una cena a casa del dottor Berlusconi, dell'onorevole Silvio Berlusconi. Le dico le altre presenti,
le altre persone presenti, così vediamo. Dica anche da quali elementi risulta, visto che l'avvocato risulta dai tabulati, signora Morali, cioè dai tabulati, dalle chiamate, dai cellulari che agganciano delle celle radiobase che collocano la presenza della persona che ha il cellulare in un raggio di azione in cui insiste il luogo in cui si presume che lei fosse, cioè la villa del dottor Berlusconi. Ma ci sono anche delle intercettazioni di cui adesso le darò lettura, che sono del 20 settembre 2010, in cui si fa riferimento ad Elena, e vediamo se è lei. 20 settembre? Sì, il giorno successivo. Adesso con calma, adesso il pubblico ministero le ha detto quali precisazione, sono Presidente. gli elementi. Non credo, può darsi che mi sbagli, che dai tabulati risulti la partecipazione, risulta, come ha detto bene il pubblico ministero, da una conversazione. Ma avvocato, è stato chiaro il pubblico ho detto ministero. dai tabulati. Risulta l'aggancio della cella in un luogo, in una zona compatibile con la residenza dell'onorevole. Non è agganciata la cella. È impossibile perché io il cellulare, tra l'altro, in quel periodo Risulta dalle conversazioni. non l'avevo neanche perché Ha si fatto stava riferimento, scusatemi. Allora, Allora. andiamo per gradi, poi arrivo Sì. ai tabulati. Partiamo dalle intercettazioni, va bene? Poi qua c'ho la delega SCO con i tabulati e vediamo col Quindi tabulati. Allora, torniamo andiamo indietro, con i cancelli i tabulati e partiamo dalle intercettazioni. Allora, le leggo una intercettazione che intercorre fra Giovanna Rigato e Francesca Cipriani Dal Torio, quindi non è lei, signora, la interlocutrice diretta. Sì, lo so. Sì, questo che lo sappia. Ed è il progressivo 203 del 20 settembre 2010 alle 3:42. A un certo punto si dice: ehi bella, se a casa sì, adesso c'è anche mia mamma che vuol mettersi a letto, è quello che ho letto prima. Di cui hai letto prima. Esatto, no, tranquilla, magari domani. E a un certo punto dice Giovanna Rigato: a tutte ha dato 2000. E Francesca Cipriani dice: boh, a me Ludovica ed Elena sì, non so, vabbè, è uguale, dai, cioè. Lei ha ricevuto 2000 euro No, a casa mai. del dottor E Berlusconi? l'Elena di cui si parla nella telefonata? No, perché Francesca Cipriani non era con me. Non era? Non era con me. Cioè, perfetto. Cioè lei dice che quella sera in cui lei era presente a casa dell'onorevole Berlusconi Non c'era Francesca Francesca Cipriani. È giusto? È giusto. Benissimo. Senta, signora, mi perdoni, ma è anche per identificarla meglio. Lei ha avuto una relazione, un'amicizia sentimentale con il figlio di un noto politico italiano, non voglio neanche fare il nome. Non è affare vostro. Però No, scusi, le mie cose private di non sentimentali. stiamo dicendo il nome, proprio per questo serve. Allora no. No. No, non l'ha avuta. Ok. Quindi la risposta è no. La risposta è no. Le cose sono mie private, io non le chiedo sua moglie chi è, perciò. Senta, lei non è un test, il di pubblico ministero non è un test, lei è un test, quindi lei Appunto. risponde Alle se mie la cose. domanda è ammessa. E non è ammesso. Guardi, sono io che le ammetto, non è lei, mi spiace, ma le domande le ammette il Presidente, quindi se la domanda è ammessa lei risponde, se non risponde prendiamo atto che non intende rispondere. No, la mia risposta è no, non è che non intendo rispondere. Ok, no, la risposta è no. Prego. Ecco, grazie signor Presidente. Perché il processo non è un gioco. No, neanche il suo. Senta, allora forse Mi non sta ci siamo- offendendo. Non sta parlando con lei e di lei. No, adesso non è un gioco, e il gioco Signora- è riferito a me. A me non me ne frega niente, Signora- perché siamo qua, avete tutte le tonache. Signora? Io, le mie cose private Signora! sono mie. Guardi, posso anche uscire, eh? Lei non può uscire perché non la faccio riprendere i carabinieri e portare dentro, quindi sta lì e risponde alle domande. Signora, la prego di rispondere. Signora? Ma Presidente, io non voglio, immorare. Ecco, signora, lei si sente pronta a rispondere alle domande? Se no possiamo sospendere un attimo. Il Presidente ha l'amministrazione dell'udienza, io mi rimetto a lei, signor Presidente. Sì, certo. Allora, io devo capire se è un malessere, nel qual caso sospendo, oppure se è un rifiuto di rispondere, nel qual caso le conseguenze sono diverse. Mi vuol dire qual è la situazione? Vabbè. Signora,
Non si sente bene, ha bisogno di fermarsi un attimo? Signora, scusi, le ho chiesto, se non si sente, ha bisogno di sospendere, sospendiamo, non c'è problema. Andiamo avanti così io vado al lavoro perché sto già perdendo tempo. Va benissimo, sapesse io il tempo. Allora, vediamo di ragionare con calma. Allora, innanzitutto, anche nel suo stesso interesse, mi perdoni, se lei non è la persona delle intercettazioni, dà un chiarimento al tribunale. Infatti, vorrei sapere questo numero che lei dice qual è? Allora, è intestato a me? No, senta, le domande le fa il pubblico ministero. E se vengono ammesse, lei risponde. Le ha già detto che nell'altra telefonata, quella telefonata intercorreva tra due utenze e lei non era la sua. Infatti. Non era la sua. Infatti. Adesso risponde alle altre domande. Ci ha già detto che non era lei, l'Elena di cui si parlava in quella telefonata. Andiamo avanti. Benissimo. Allora, la telefonata si riferiva a una conversazione fra Rigato Giovanna e Francesca Cipriani d'Altorio, che non la vede protagonista, e io mi sono limitato a chiederle se lei ha ragione di ritenere che la Elena a cui si riferiscono le interlocutrici potesse essere lei. No. E lei ha detto di no. Andiamo avanti, pubblico ministero. Andiamo avanti. Nel corso di questa serata a cui ha partecipato a casa del dottor Berlusconi, lei è in grado di fare mente locale su chi fossero, cercare di circostanziare gli altri ospiti? No. Oltre le ragazze che erano con lei di Colorado? No. Non le conoscevo. Non le conosceva, quindi non è in grado di fornirci nessun tipo di nome, no. Ha già detto di no. Benissimo. Un attimo solo. Eccolo qua. Lei è stata una volta sola a casa del dottor Berlusconi? Non è mai più tornata? No. Quindi è stato un fatto assolutamente episodico? Sì. Perfetto. Non ho altre domande. Le parti hanno domande? Allora, il Tribunale deve doverosamente dare atto di una relazione di servizio che è stata trasmessa dalla stazione Carabinieri di Bergamo Bassa, che è stata incaricata dell'accompagnamento coattivo, prima disposto e poi revocato su segnalazione anche della difesa. Relazione di servizio che, dato di quanto accaduto all'atto della notifica e che adesso leggo, che voglio dire rimane agli atti del processo, il Tribunale non ha strumenti per verificare se sia stata inviata anche altrove questa relazione di servizio e non ha ovviamente alcuna competenza in questa fase dibattimentale a decidere cosa fare di questa relazione. Ne do lettura. È la relazione del 17 marzo 2013 presso la stazione di Carabinieri di Bergamo Bassa alle 18:45. Gli ufficiali, comandante e altri operanti danno atto alle 18:15 circa precedenti, su specifico invito del brigadiere Tinelli Paolo, anch'egli effettivo reparto di intestazione, tramite utenza telefonica di cui non do lettura per riservatezza, si è presentata in questi uffici la signora Morali Elena, nata a Ponte San Pietro, eccetera, eccetera, alla quale doveva essere notificata la disposizione del Tribunale di Milano, sezione quinta penale, emessa il 15 marzo, con cui è stato disposto l'accompagnamento coatto della stessa per l'udienza che si terrà il 22 marzo 2013 9:30. In merito all'accompagnamento coatto, la predetta si è dimostrata alquanto contraria, pertanto il carabiniere Gazzola ha accompagnato l'interessata presso l'ufficio del comandante della stazione, dove le è stato ripetuto il motivo della sua convocazione, ma l'interessata dapprima non voleva firmare il verbale di notifica della disposizione. In seguito le è stato spiegato che, avendo letto il contenuto dell'atto, la disposizione risultava notificata ed è stato chiesto all'interessata se fosse sua intenzione riceverne copia. La stessa si è alterata, dapprima ha dichiarato di soffrire di stati di ansia e per eventuale partecipazione all'udienza avrebbe dovuto consultare il suo medico. Successivamente ha preteso con tono arrogante di sapere se anche le altre ragazze, si presume altre testimoni,
si fossero presentate, in caso contrario sarà stato disposto anche per le altre il suo stesso trattamento. Successivamente la signora Morali, con tono sprezzante, ha dichiarato che il magistrato che aveva disposto il suo accompagnamento era un coglione, scusate il termine. A tal punto il maresciallo Giorgetti ha invitato la ragazza a calmarsi e a moderare i termini, e questa ha riferito che lei poteva dire quello che voleva. Dopodiché ha affermato che il fatto di averla invitata telefonicamente presso questi uffici era stato un inganno da parte dei verbalizzanti, aggiungendo che se l'avessimo cercata a casa, essendo spesso assenti per motivi di lavoro, e se assente per motivi di lavoro, non l'avremmo trovata. Dopo aver pazientemente cercato di calmare la giovane, questa ha dichiarato che prima di firmare la data di notifica doveva telefonare al suo avvocato, pertanto si è alzata di scatto dalla sede dell'ufficio del comandante e si è diretta nella sala di attesa, dove c'è la porta d'ingresso della stazione, sala in cui non c'era nessuno ed i verbalizzanti hanno ritenuto che la stessa telefonasse al suo legale, ma invece ha afferrato il maniglione nella porta tentando di uscire, non riuscendo all'intento poiché la porta viene aperta tramite un pulsante elettrico azionato dall'antico ufficio del militare di servizio della caserma, pulsante che l'interessata ha preteso di raggiungere. Il maresciallo Giorgetti ha raggiunto la ragazza, ribadendoci che se usciva dalla caserma e non tornava l'atto in questione risultava comunque notificato. La ragazza si è alterata, accusando i verbalizzanti che la stavano sequestrando, trattenendola contro la sua volontà. A tal punto il maresciallo Giorgetti si è alterato, ad alta voce e con tono deciso ha detto alla giovane che poteva anche andarsene. Mi ha aggredito? Guardi, non mi interrompa. Poteva anche andarsene, che sia del suo comportamento sia del rifiuto di sottoscrivere e ricevere copia della disposizione sarebbe stato informato il magistrato. La giovane risentita si è rifiutata di uscire dalla caserma, ha alzato il tono della voce, dichiarando che avrebbe denunciato il maresciallo Giorgetti per stalking. La medesima è stata poi invitata a uscire dalla caserma, tenuto conto che più volte aveva ribadito che era trattenuta contro la sua volontà, ma questa si è rifiutata. Successivamente la giovane si è parzialmente calmata, non ha più voluto telefonare al suo avvocato, ha sottoscritto la notifica ricevendo copia dell'atto ed ha affermato che la sua intenzione presentarsi autonomamente all'udienza e al riguardo ha sottoscritto la dichiarazione che poi ha trovato accoglimento. All'atto della notifica l'interessata ha dichiarato di essere sprovvista di qualsiasi documento di identità. Prima di allontanarsi dalla caserma ha preteso di conoscere il nominativo del maresciallo Giorgetti che gli è stato annotato sul biglietto di carta, dichiarando con fare arrogante: avrete mie notizie. Io ho dato atto doverosamente di questa cosa perché ai nostri atti non può rimanere e possiamo congedare la testa. Sì, chiedo la trasmissione dell'atto che lei ha in questo momento letto alla Procura della Repubblica. Allora, il Pubblico Ministero chiede trasmissione alla Procura del suo ufficio della relazione di servizio di cui è stata data lettura. Questo lo possiamo fare anche subito. E anche del verbale di udienza. Quello è sempre, vabbè, letta come trasmissione ufficiale, va bene, nonché del verbale dell'odierna udienza. Non aveva documenti, extra lo vedrà il pubblico. Lui ha dichiarato e il Tribunale dispone in conformità. Grazie signora, finito, può andare.